Buonasera e ben trovati a questa puntata di Elettroshock. Siamo a Buttrio, nel centro ricerche della Danieli, perché qui è in corso, iniziato oggi, durerà per 3 giorni, il Forum Europeo dell'Acciaio, un'occasione per mettere assieme tutti i big mondiali della siderurgia e del settore per guardare al futuro, all'acciaio green, a quello che ci aspetterà, anche per dare una mano all'ambiente, ma non solo, soprattutto alla nostra economia, visto i prezzi, i costi dell'energia elettrica, e naturalmente si cercano anche delle soluzioni alternative. Ma oggi è stata anche l'occasione per premiare i ragazzi del MIZ, l'Istituto Tecnico Superiore Post Diploma del Malignani, che ha elargito attraverso la famiglia Danieli e il gruppo Danieli delle borse di studio per i ragazzi che hanno appunto affrontato questi corsi, perché il tema, quello della formazione, quello del saper fare, è sicuramente centrale nelle sfide, insomma, della nostra economia e non solo. E questi ragazzi, insomma, hanno ricevuto oggi, in un contesto sicuramente di alto livello, il giusto riconoscimento. Ma allora partiamo da qua, dall'acciaio, da quelle che sono le sfide del futuro che ci attendono e che partono dal Friuli, perché questa è una terra che ha sempre saputo guardare lontano e anche da questo punto di vista lo ha fatto. E allora sentiamo, ne abbiamo parlato con Gianpietro Benedetti, il presidente del gruppo Danieli, insomma abbiamo fatto con lui alcuni ragionamenti. Sentiamo. Siamo in compagnia dell'ingegner Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli. Oggi avete ospitato questo evento per 3 giorni, insomma il Forum Europeo dell'Acciaio. Allora io le chiedo subito, insomma, dal punto di vista dell'acciaio, che cosa dobbiamo aspettarci, come dobbiamo guardare a questo futuro green, cosa per cui voi avete già mosso dei passi importanti. Sì, oggi è una riunione europea, ma di un'associazione americana. l'AIST, sì. Association Iron and Steel Technologies. E Ron, il manager, ha spiegato molto bene il futuro, da qui al 2050, quindi tutto quanto serve per andare sul green. Il green definitivo si avrà con l'idrogeno e l'idrogeno si avrà con le centrali nucleari, che credo che dalle nostre parti sarà un problema, anche se devo dire che in in Romania ho sentito di un progetto che parte con piccole centrali nucleari modulari, americane naturalmente, che ritengo siano ricavate dalla tecnologia dei sommergibili e navi nucleari, quindi piccole, compatte e sicure, sotterranee, e hanno l'obiettivo di, mi sembra sia un investimento di 3 miliardi, e c'è un'associazione di imprese per avere la percentuale di quanto consumeranno, no? Quindi partecipano per quanto consumeranno. Quindi bene, direi, quello è il futuro, e il resto, insomma, sono dettagli che si metteranno a posto. Ha parlato di nucleare prima, quanto si fa del male l'Italia da sola, diciamo in un certo senso, andando ad acquistare l'energia nucleare da altri paesi? Insomma, abbiamo anche degli esempi qui vicini, a 100 km da noi, primo, e poi il gas, che noi sappiamo averlo nell'Adriatico e non tirarlo fuori, quindi magari le risorse, le possibilità ci sarebbero anche nel nostro paese, però paghiamo gli altri. Beh, questo è il fenomeno ricorrente in Italia della NIMBY, effetto NIMBY, che evidentemente paghiamo tutti, lo pagheremo molto di più nei prossimi 2-3 anni. Manca una visione, un ragionamento e un'azione in quella direzione, tipico del paese nostro negli ultimi 30-40 anni. Speriamo che le cose migliorino in base alla scarsità di risorse che ognuno avrà. Ci siamo scoperti ambientalisti per un fatto economico o per un fatto di voler più bene alla nostra terra? Le cose si devono fare, il tema è questo, le cose si devono fare rispettando l'ambiente, e si possono fare rispettando l'ambiente. Non farle produce solo dei danni. Il futuro dell'acciaio abbiamo detto che è quello green, il presente che cosa ci dice? Il presente, come succede ogni 5-6 anni, ci aspettano un 2-3 di pianto, c'è meno consumo, i prezzi stanno calando, e di conseguenza, come tutto, saremo in un downturn che auspico durerà solo un 2-3 anni, 3 anni diciamo. Qui oggi siamo in Friuli, che ruolo può recitare l'Italia sempre sul tema dell'acciaio a livello mondiale, e a chi dobbiamo guardare? Mondiale mi sembra un po' difficile.
In Italia, se Metinvest fa quell'impianto che deve fare, diventiamo una delle regioni più importanti per produrre acciaio, anche acciaio green, perché lavoriamo con forni elettrici, in prospettiva non so dove, forse dalla Slovenia, non so da chi, prenderemo l'energia per fare l'idrogeno e di conseguenza il discorso potrebbe continuare se si potrà. Quindi è un ruolo importante. Chi ha il ruolo più efficiente sul Green Steel sono gli americani, che avete sentito, e i cinesi. Ecco, qui siamo in un centro ricerca, nel vostro centro ricerca. Quanto è importante la ricerca, quanto è importante la formazione. Oggi anche la cerimonia di premiazione dei ragazzi del MIZ, borse di studio messe a disposizione dalla Danieli, da lei personalmente, che crede naturalmente moltissimo in questi ragazzi. È ovvio, i ragazzi sono il futuro, poi un vecchietto come me lo può sapere meglio di altri. L'importante in tutto questo è avere le idee. Le idee sono importanti. Come nasce un'idea? Abbiamo fatto una scultura fuori, quell'arco anche, che ha il titolo Come nasce un'idea, perché io francamente non sono ancora riuscito a capire come nasce un'idea. L'importante poi è farla camminare. Ecco, nasce l'idea e dall'idea c'è un lavoro di squadra per portarla concretamente a diventare industriale o quello a seconda dell'idea che è, o artistica o medica, ma la nascita dell'idea e della vision è fondamentale. Poi la determinazione a tutti i costi arrivare a realizzarla e metterla in pratica. Soprattutto che questi ragazzi, insomma, ci credano e sfruttino anche le opportunità che dà il MIZ e la nostra formazione anche universitaria naturalmente, ma insomma per affrontare le sfide del futuro che sono sempre più tecnologiche e innovative. In effetti abbiamo deciso di essere più concreti con le start-up. Parlavo col Friuli Innovazione, hanno 128 mi sembra start-up, però faremo una selezione e le 3, 4, 5, 10 non lo so saranno finanziate per industrializzare l'idea. Buona questa, no? Perché altrimenti se ne parla E d'obbligo servono soldi e insomma è stato presentato il bilancio, i conti della Danieli li abbiamo visti ieri, insomma sono conti buoni, significa insomma che le cose funzionano. Ma insomma, vediamo insomma. Noi siamo anticiclici, nel senso che come Danieli impiantistica abbiamo lavoro per 2 anni perché chi ha fatto degli utili sostanziosi producendo acciaio negli ultimi 2 investe. Avevamo l'ABS che nel frattempo ci ha sostenuto, oggi l'ABS calerà con l'acciaio, però noi siamo ciclici, difatti la combinazione produrre acciaio e produrre impianti riesce a equilibrare abbastanza bene i cicli economici. E a proposito di acciaio green, nei giorni scorsi all'ABS di Cargnacco è stata avviata la produzione di sfere d'acciaio destinate all'industria mineraria. È questo l'impianto del genere più innovativo al mondo e l'unico nel quale la materia prima viene forgiata nello stesso stabilimento dal quale esce il prodotto finito, realizzato quasi esclusivamente da materiale di riciclo. Lo vediamo in questo servizio. È l'impianto del genere più innovativo al mondo, l'unico nel quale la materia prima viene forgiata nello stesso stabilimento dal quale esce il prodotto finito, realizzato quasi esclusivamente da materiale di riciclo. Avviato nel corso dell'estate, è stato ufficialmente inaugurato all'ABS di Cargnacco, alla presenza del presidente della regione Massimiliano Fedriga e con la benedizione dell'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, il nuovo impianto Sfere al servizio dell'industria mineraria. La capacità produttiva è di 150.000 tonnellate l'anno. Le sfere prodotte in Friuli saranno destinate ai mercati dell'Est Europa, dell'Africa, del Sud America. Il prodotto è destinato ai mulini di macinazione dell'industria mineraria. I nostri clienti saranno delle miniere, vengono gestiti qualsiasi tipo di minerale, dall'oro ad altri tipi di pietre, dove vengono macinate per poi naturalmente essere utilizzate ai nostri clienti. Le sfere ad oggi il mercato è molto nel Sud America,
quindi Sud America, Africa, dove noi naturalmente inizieremo a tessere delle relazioni di partnership Ora siamo in fase di avviamento, quando si entrerà a regime con la produzione? Beh, adesso in realtà entriamo a regime, adesso inizieremo a fare dei test su queste sfere che hanno di diverse dimensioni, entriamo a regime con oggi in maniera molto propositiva, con grande entusiasmo iniziamo il percorso. A quanto ammonta l'investimento? Allora, l'investimento sostanzialmente ammonta a circa una ventina di milioni di euro, avremo circa 50 persone che lavoreranno e quindi adesso siamo in fase di lancio. In realtà abbiamo iniziato quest'estate perché naturalmente adesso l'impianto lo vedete qui, bello, compatto, anche colorato, pulito, c'è un lavoro dietro di precisione, anche di innovazione, di tecnologia, anche attività che prima si facevano in maniera manuale, adesso abbiamo inserito degli aspetti automatici proprio dall'inserimento delle barre fino allo stoccaggio in questi big bag, in questi sacchi dove verranno poi spedite, i nostri clienti faranno dei lunghi viaggi, sacche taniche in realtà. È già previsto un ulteriore ampliamento, un ulteriore investimento? Di questo impianto sfere lo consolidiamo, dobbiamo anche noi inserirci perché comunque il mercato è un mercato nuovo. Ci sono altri competitor, un aspetto del nostro impianto che noi ci teniamo anche con orgoglio a valorizzare è che le barre, quindi da dove poi vengono trasformate le sfere, le produciamo qui a Cargnacco, quindi sostanzialmente produzione di materia prima è qui nello stesso stabilimento, cosa che siamo unici al mondo, quindi questo ci dà una bella spinta per iniziare. Sicuramente un valore aggiunto l'ABS per il Friuli Venezia Giulia. Oltretutto questo impianto si inserisce in un mercato nel quale i produttori come ABS non esistono perché partono dal rottame e arrivano alla fornitura di queste sfere, cosa che nel mondo non esiste. Quindi sono convinto che la capacità di investire anche nei momenti difficili, oggi stiamo vivendo una crisi internazionale, rende le aziende maggiormente competitive anche in prospettiva, e quindi vuol dire che serve visione e capacità di crescere, e mi sembra che ABS e Danieli ce l'abbiano. E il quartier generale rimane qui nel territorio, in Friuli Venezia Giulia? Il quartier generale è anche occupato da più grande fetta, anzi quasi la totalità dei dipendenti, se non una piccola parte, sono in Friuli Venezia Giulia, quindi vuol dire ricchezza al territorio, opportunità per i nostri ragazzi. ABS e Danieli iniziano dalle scuole a incontrare i ragazzi, a formare i ragazzi, a fargli conoscere l'azienda, a fargli sperimentare cosa vuol dire lavorare, e devo dire che oltretutto se uno ha mai l'occasione di entrare non sembra di entrare in un'acciaieria, uno si immagina qualcosa di diverso, invece c'è veramente un elevatissimo standard sia di sicurezza sia di tecnologia. Come si inserisce questo nuovo impianto nel contesto degli investimenti importanti che si stanno portando avanti qui in ABS? Dicevamo poc'anzi che insomma, è un passaggio importante per noi perché diventiamo trasformatori, noi siamo produttori d'acciaio, facciamo acciai laminati storicamente per settori come l'automotive e l'energia, e questo è un primo passo per quello che noi chiamiamo il downstream, quindi l'entrare un po' più nelle nostre filiere. È un prodotto nuovo anche per noi che stiamo studiando da circa 2 anni, è interessante come prodotto, è un prodotto anche diverso nelle dinamiche e quindi crediamo che possa darci, visto anche il contesto e i contesti che ci troveremo nei prossimi anni, insomma una resilienza maggiore diversificando il nostro mix, perché si tratta di questo in sostanza. E continuiamo allora a parlare di acciaio green, ma anche del futuro delle rinnovabili, dell'energia solare, del nucleare, insomma dell'idrogeno, che sono insomma le nuove risorse del futuro. Oggi appunto, come si diceva, qui se ne è discusso alla Danieli per quanto riguarda l'acciaio, in questo forum organizzato da AIST, ma ospitato appunto dal Centro Ricerche Danieli. Sentiamo l'amministratore delegato di Danieli e poi anche alcune personalità del mondo della siderurgia arrivate dall'estero qui in Friuli per discutere del futuro green dell'acciaio e non solo. Il futuro green dell'acciaio passa anche dal Friuli, da Butrio, dove è in corso questa 3 giorni del Forum Europeo dell'Acciaio che guarda al green. Siamo in compagnia di Rolando Paolone, che è l'amministratore delegato del gruppo Danieli, che ospita appunto questa 3 giorni. Allora,
guardando al futuro, l'acciaio è sempre stata una risorsa sicuramente preziosa per il nostro territorio, per il mondo, però l'ambiente oggi ci chiede altre sfide. Ecco, come si possono vincere queste sfide? Allora, tanto è importante sapere che le tecnologie green esistono e questo è già un bel passaggio, no? Perché se dobbiamo partire a cercare ancora il modo di arrivarci, allora forse il percorso sarebbe molto più lungo. In realtà le tecnologie green esistono, sono tecnologie che anche già vengono adottate. Ovviamente c'è bisogno di investimenti, su questo il soldo pubblico è fondamentale, comunque c'è sensibilità, soprattutto negli ultimi 2 anni mi viene da dire, sensibilità verso il green da parte dei governi, non solo europeo, ma anche americano sicuramente, Stati Uniti, ma anche tutto sommato cinese, dove uno potrebbe pensare che invece la qualità sia meno, l'interesse diciamo, verso l'environment sia meno carico, meno importante insomma. Ecco, quindi questo è sicuramente un tema, quello del supporto pubblico. Le tecnologie esistono, dicevo, però chiaramente sono impianti industriali che hanno, per essere messi in pratica, per essere messi a terra, ci vuole del tempo, quindi bisogna decidere, partire e dopo un paio d'anni, talvolta 2 e mezzo, si avrà un impianto che effettivamente produce acciaio green. Ecco, nel passato si è perso un po' di questo tempo, si poteva fare prima o i tempi di fatto sono diventati maturi insomma, in quest'epoca? Allora, noi abbiamo delle tecnologie che abbiamo sviluppato 10 e 15 anni fa, sono state sviluppate in realtà in un periodo in cui il green non era effettivamente diciamo, il tema, la priorità. La priorità era sempre, è sempre stata, almeno per Danieli, cercare di ridurre i costi operativi. I costi operativi alla fine sono fatti di personale che ci lavora, di manutenzione sulle macchine, ma sono fatte di energia. Quindi abbiamo dell'energia che consumiamo per fare i nostri processi, per completare i nostri processi e questa energia, diciamo, più la risparmiamo e più garantiamo ai nostri clienti un costo di produzione basso, quindi costi operativi bassi e quindi un vantaggio commerciale. Ecco, questa è la direzione che ci ha spinti, ancora come dicevo, 20 anni fa, ma insomma poi abbiamo concretizzato magari una quindicina di anni fa, ad avere delle soluzioni che oggi si rivelano green, perché essendo a basso costo operativo permettono di risparmiare vuoi gas, vuoi energia elettrica e quindi diventano automaticamente green. Sì, oggi insomma, con i prezzi del gas e dell'energia elettrica diventa fondamentale anche perché naturalmente l'impianto possa essere sostenibile. Quali sono le energie che vengono impiegate in alternativa a queste più fossili, tradizionali? Allora, la prima cosa da fare è muoversi nella direzione dell'utilizzo, per quanto è possibile, dell'elettrico direttamente. Cioè noi possiamo produrre energia elettrica dal sole, dall'eolico, dal mare in qualche modo, l'idroelettrico già ormai stabilizzato da tanti anni. Ecco, l'utilizzo diretto di un'energia permette di massimizzarne la resa, cioè ogni passaggio che io faccio, prendo l'energia, la trasformo in qualcos'altro, anche la storia dell'idrogeno è positiva, però ha un problemino, a parte il costo attuale, però è una trasformazione, quindi è un percorso nel quale utilizzo energia elettrica per produrre idrogeno. Ogni trasformazione ha un rendimento di mezzo. Un rendimento di mezzo vuol dire che io butto dentro 100, poi prelevo 100 dalla rete per meglio dire, ma poi ne ricavo 80, 75, 60, quindi ogni passaggio ho una perdita di energia. Quindi il primo step, la cosa più interessante da fare è cercare di andare verso l'elettrificazione, cioè andare direttamente sull'elettrico. Noi abbiamo realizzato recentemente qui in ABS a Cargnacco un impianto siderurgico, un laminatoio, una vergella per acciaio di qualità che è completamente elettrico. Credo che sia il primo impianto, il primo laminatoio totalmente elettrico. Non è tutto facile perché ovviamente la storia nostra di tutti i progettisti è un po' quella di utilizzare l'idraulica o altre soluzioni. Utilizzare direttamente l'energia elettrica permette intanto di migliorare l'efficienza. Ecco, poi il discorso si fa un po' più complesso, diciamo, quando si tratta di dover utilizzare della fiamma, cioè il riscaldo fatto con fiamma. Allora in quel caso diciamo che oggi c'è il natural gas, il metano, che è sicuramente la fonte più utilizzata e l'idrogeno è un'ottima alternativa. Però c'è il temino di cui parlavo prima, cioè per produrre idrogeno serve tanta energia.
e comunque c'è un passaggio, e questo passaggio ha un po' di rendimento da tenere in considerazione, però insomma i percorsi sono questi. Il fatto che oggi e per 3 giorni ci siano insomma, i big della siderurgia mondiale è intanto un riconoscimento anche a Danieli e al Friuli per quello che viene fatto, insomma il motivo maggiore di dibattito qual è, su che cosa vi confrontate in maniera particolare? Ma allora, a parte la mattinata di oggi che è dedicata un po' ai giovani, agli studenti, alle università, perché anche questo è un tema, no? A parte le risorse naturali, energetiche e quant'altro, c'è anche un tema di risorse umane. Ci stiamo contendendo, ma vale in Europa, vale negli Stati Uniti, vale un po' dappertutto, ci stiamo contendendo i tecnici, personale che ha fatto dei percorsi tecnici se ne trova poco. E questo, stamattina parliamo di quello, ci sono adesso dei colleghi che stanno parlando di come motivare i giovani, di come portarli a bordo. Non è facilissimo evidentemente, però credo che come in tante altre situazioni portare a bordo giovani il modo più sano per farlo è quello di creare delle situazioni interessanti, cioè coinvolgerli a un livello dove ci sia emozione, se c'è emozione nasce la motivazione, con la motivazione la crescita, la voglia di fare aumenta e quindi diventa più semplice, diciamo, portarsi a bordo dei ragazzi. Questo stamattina, al pomeriggio si parlerà proprio di emissioni di CO2 su due aspetti, uno è quello della produzione di energia, oggi l'energia elettrica viene prodotta quando non è rinnovabile con carbone o gas, quindi emissioni, e oggi parleremo di questo e di alternative per poter superare questo tema. E l'altro tema è la CO2, sempre l'anidride carbonica nella produzione di acciaio, cioè noi bruciando emettiamo CO2, quindi dobbiamo trovare il modo per non produrla o se la produciamo per recuperarla. Ci sono delle tecniche per farlo, già esistono. Come dicevo prima c'è un tema di costi, ma se il supporto pubblico c'è, il supporto di denaro, di risorse pubbliche c'è, si riesce a fare parecchio. Domani si parlerà un po' più di tecnologia, di digitale, che ovviamente al giorno d'oggi non può mancare. E poi il terzo giorno ci sarà la visita a Cargnacco presso il nostro laminatoio, quello di cui parlavo prima. Allora, Nico Blenda, l'amministratore delegato della Danieli Corus, che è la costola olandese di Danieli, il futuro dell'acciaio, oggi a questo convegno, insomma, dove bisogna guardare? Sì, ci sono molti challenge oggi nell'acciaio e in particolare sul tema della riduzione della CO2 e quindi in Europa soprattutto ci sono molte opportunità oggi e molte sfide. Come possiamo ridurre la CO2 oggi? Ci sono diverse tecnologie per appunto ridurre e abbattere la CO2, uno degli ultimi riferimenti nostri è l'ordine con il gruppo di Tata Steel in Olanda, e un impianto di riduzione diretta dal minerale di ferro utilizzando il gas e poi successivamente utilizzando l'idrogeno. Quindi ad oggi la Danieli Corus ha la tecnologia, diciamo, per far sì che ci sia un abbattimento della CO2. Guardare al green è più una sfida economica o ambientale oggi? Non è una sfida ambientale perché la tecnologia c'è già, è già presente, è già provata, ma bensì è una sfida più economica perché è necessario sostituire gli impianti, nel senso non possono essere ammodernati gli impianti esistenti, quindi l'impianto che ho dismesso non me lo ripago più praticamente e quindi è una sostituzione della vecchia tecnologia. Il direttore generale tecnico della Lindel a livello mondiale qui a Butri oggi per parlare delle sfide green. Voi vi occupate in modo particolare di gas, ossigeno, azoto liquido, anche idrogeno soprattutto. Qual è la sfida che ci attende dal punto di vista dell'idrogeno, che forse è una nuova frontiera? Yes. So we have been working with La Lind, il gruppo Lind si occupa della gestione dei gas da più di 100 anni, il gruppo sta gestendo svariate tipologie di gas, in particolare oggi la sfida è appunto sull'idrogeno dove si sta appunto scalando la vetta a livello tecnologico. La sfida più importante e più dura è appunto la gestione e l'approvvigionamento dell'idrogeno stesso. Per quanto riguarda la produzione di idrogeno sappiamo che serve molta energia elettrica e questo è un momento complicato da quel punto di vista. Come si può superare questo ostacolo? Questa è una bella domanda e per appunto
riuscire a recuperare su questo tema energetico. Si sta guardando sempre di più su fonti rinnovabili come il solare, eolico, ma soprattutto oggigiorno si sta discutendo anche di energia proveniente dal nucleare. Sarà più poi alla fine una decisione politica, diciamo. Marco Lappasin, vicepresidente di Danieli Green Metal, insomma in questo momento importante anche il ruolo che svolgete, ci racconta di che cosa vi occupate in particolare? Ci occupiamo di trovare delle nuove tecnologie che possano aumentare la sostenibilità della produzione dell'acciaio e soprattutto portare queste tecnologie all'applicazione, che è un punto centrale perché le tecnologie solo studiate non danno nessun effetto per il beneficio della società in generale. Questa attività richiede molto sforzo, perché richiede di lavorare con i clienti, anche con gli istituti di ricerca, trovare delle soluzioni industriali e renderle progetti pratici. Ecco, in che tempi, diciamo, si può arrivare a scavallare quella che è oggi una visione? Da una visione a mettere in pratica purtroppo passano degli anni, però diciamo che il nostro scopo è riuscire a prendere una tecnologia e trasformarla in qualcosa di pratico in 2 o 3 anni. Chiaramente dipende da quanti altri attori sono coinvolti e da quanta energia proprio fisica in certi casi è richiesta per realizzare il processo. Ecco, parliamo della Hydrogen Valley, che insomma è un progetto che sta nascendo qui in Friuli Venezia Giulia, in Croazia e Slovenia, insomma come potete essere coinvolti e come vede questa opportunità? È un'opportunità per fare proprio quello che si diceva prima, cioè prendere una tecnologia e renderla pratica. Noi le tecnologie per usare l'idrogeno nella produzione le abbiamo, sono tecnologie che esistono, ma la disponibilità dell'idrogeno adesso è difficile per questioni energetiche. L'Hydrogen Valley darà un'opportunità per avere la disponibilità dell'idrogeno e metterla in pratica. Grazie, grazie mille. Di nuovo con Elettroshock, lo dicevamo, insomma abbiamo affrontato nella prima parte di trasmissione il tema dell'acciaio green e dell'economia, però oggi qui a Butano c'è stata anche la premiazione degli studenti meritevoli del MIZ, il corso post diploma, e la formazione che è fondamentale oggi non solo per formare i giovani e farli trovare pronti all'appuntamento con il mondo del lavoro, ma anche per dare respiro alle aziende che sono a caccia di questi super periti e faticano a trovare. Un tema che abbiamo toccato con l'assessore regionale al lavoro e all'istruzione Alessia Rosolén, e poi abbiamo parlato di questo anche con Esther Yannis, che è la direttrice del MIZ. Sentiamole. Assessore Rosolén, oggi la premiazione dei ragazzi del MIZ in un contesto molto importante anche a livello europeo per quanto riguarda l'acciaio da parte di Danieli, insomma questi ragazzi hanno, diciamo, il giusto riconoscimento anche in un contesto importante. Meccanica e meccatronica sono dei fiori all'occhiello di questo territorio e sulla formazione di tecnici superiori la Regione investe moltissimo. Il MIZ è una delle eccellenze del territorio, questi ragazzi possono godere degli interventi dell'amministrazione regionale, del Fondo Sociale Europeo, sono considerati a tutti gli effetti come gli studenti universitari per quanto riguarda il diritto allo studio solo in questa regione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. Ogni ulteriore borsa di studio, in questo caso è una premiazione, è solo il riconoscimento al loro impegno che ovviamente per noi riguarda il territorio e riguarda le aziende di questo territorio. Proprio lì, perché in un momento in cui si fa fatica a trovare manodopera, ma qui parliamo naturalmente di tecnici molto specializzati che però le aziende richiedono e faticano a trovare. Sì, è uno dei temi con i quali stiamo facendo i conti, legato sicuramente al tema del calo demografico gravissimo, perché in questo momento la Regione Friuli Venezia Giulia davvero sta avendo dei risultati ottimi dal punto di vista del lavoro, sia dell'occupazione sia del valore più basso di disoccupazione che abbia da molti anni a questa parte. Una battuta anche sull'importanza di questo forum europeo ospitato qui in Friuli, che ha visto insomma i big mondiali della siderurgia riunirsi per cercare strategie green future. A raccontare al di fuori di questa regione che questa non è solo la regione delle piccole e medie imprese, ma è anche
la regione delle grandi industrie che sono diventate grandi nel mondo e che trainano la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, come diciamo sempre, è una vetrina per questa regione e per tutta la comunità fatta da queste industrie grandissime, ma fatta anche da tutte le piccole e medie industrie che operano attorno ad esse. Oggi è in corso il Forum Europeo dell'Acciaio qui al Centro Ricerche della Danieli, ma occasione importante perché verranno anche consegnate le borse di studio per gli studenti meritevoli del MIZ. Siamo con la direttrice del MIZ Ester Iannis e naturalmente è un'occasione importante in un contesto veramente di primo livello per dare il giusto merito a questi ragazzi e anche il lavoro che fate al MIZ. È vero, siamo davvero soddisfatti e onorati di essere qui in un convegno europeo. Innanzitutto perché questo valorizza il percorso che noi facciamo, ma ancora di più perché lo fa conoscere alle aziende del mondo europeo proprio nell'anno in cui finalmente gli istituti tecnici superiori sono formalmente stati riconosciuti come sistema terziario professionalizzante. E quindi un'occasione bella, importante per noi, ma per tutto il sistema ETS nazionale. Un bel riconoscimento per questi ragazzi che ricevono diciamo, il giusto premio, anche ragazze abbiamo visto, quindi insomma, diciamo che da quel punto di vista lì la meccatronica ormai è diventata trasversale, insomma, è alla portata di tutti e di tutte. Assolutamente è importante che ci siano tra i 7 premiati 2 ragazze, 2 splendide testimonianze che documentano con il loro essere, con il loro fare, come la meccatronica non è un mondo esclusivamente maschile, ma soprattutto documentano che la capacità di impegnarsi, la capacità di essere proattivi è quello che permette di crescere, di essere riconosciuti e di farsi strada. Borse di studio offerte dalla Danieli e personalmente anche dall'ingegner Pietro Benedetti, che è il presidente della Danieli, e questo naturalmente è fondamentale, avere anche un sostegno economico, diciamolo, soprattutto per i ragazzi che si affacciano poi alla vita. Sicuramente è significativo questo intervento, ma vorrei ricordare anche l'impegno della Regione in questo senso, che mette a disposizione dei bandi attraverso l'agenzia regionale. È evidente che un riconoscimento da parte di un'azienda internazionale assume per i ragazzi e le loro famiglie, sono infatti presenti anche i genitori oggi dei ragazzi premiati, significa davvero molto. Ecco, lo dicevamo insomma in chiusura, un contesto di primo livello perché qui ci sono i big della siderurgia, si discute di acciaio green e anche questi ragazzi andranno a lavorare probabilmente, o alcuni di questi, in questo settore, quindi hanno l'opportunità anche di confrontarsi veramente con un livello altissimo dell'economia mondiale. La fortuna degli ITS è quella, e del MIZ in particolare, è quello di avere rapporti molto forti con le aziende e quindi di poter guardare avanti. Essere stimolato continuamente a raccogliere le sfide più innovative, come quella anche proprio del green, che è presente nel mondo della meccatronica ma è trasversale e che quindi porta alla nascita di nuovi corsi come l'Energy Specialist che parte quest'anno. Ultima parte di Elettroshock, abbiamo sentito prima delle pubblicità la parola dell'assessore regionale Rosolenne e della direttrice del MIZ Ester Iannis. Adesso sentiamo le voci anche dei protagonisti, dei ragazzi che oggi sono stati premiati e del docente, di uno del coordinatore insomma, del corso che li ha formati insomma, durante una cerimonia che, lo ricordiamo, insomma, è stata impreziosita dal fatto di essere stata calata in un contesto come quello del Forum Europeo dell'Acciaio, che è partito oggi qui a Butrio al Centro Ricerche della Danieli e che andrà avanti per altri 2 giorni, organizzato da AIST, lo ricordiamo, e appunto ospitato dalla Danieli. Ora sentiamo le voci dei ragazzi che hanno iniziato sui banchi di scuola, però poi hanno approfondito il loro percorso anche in azienda, in particolare nelle aziende del gruppo Danieli, e che adesso insomma guardano anche al mondo del lavoro. Ascoltiamoli. L'importanza di imparare mettendo le mani, andando in azienda e di provare a utilizzare anche quelli che sono dei macchinari innovativi. Siamo con Michele Masone, che è il coordinatore per la parte di meccatronica del MIZ. Abbiamo visto insomma le borse di studio consegnate agli studenti e ai corsisti, e Masone, insomma, a questi ragazzi voi insegnate tante cose e tante cose innovative.
Sì, quello che noi cerchiamo di fare, che facciamo all'interno dei nostri corsi, è quello di mettere i ragazzi a loro agio con tutte le nuove tecnologie, quindi non solo imparare le cose sulla carta, sui libri, ma soprattutto andare nei laboratori, imparare ad utilizzare le attrezzature, utilizzarle al meglio, diventarne proprio padroni di quelle che sono le competenze per saperle utilizzare al meglio in un mondo tecnologico che evolve molto rapidamente. Ecco, qui abbiamo visto che ci sono i migliori, ma insomma i numeri del MIZ sono sempre importanti e soprattutto per il fatto che le aziende richiedono in maniera specifica queste figure e voi le riuscite a formare, ne potreste formare addirittura di più se ci fosse la possibilità. Sì, anche noi soffriamo di quello che sta soffrendo il mercato del lavoro e che purtroppo non molti giovani già dall'inizio si affacciano a quello che è il mondo della tecnica. In realtà i nostri corsi riescono ad affascinare anche ragazzi che alle superiori hanno seguito altri percorsi e grazie anche a tutta una parte iniziale di strutturazione dei nostri percorsi riusciamo ad inserire anche altre figure che provengono ad esempio dai licei o dai professionali con grandi successi poi nella parte finale dell'inserimento in azienda. Ecco, abbiamo visto anche nel corso delle premiazioni anche le ragazze sempre di più si mettono in gioco in quello che è un settore ormai diventato trasversale che è sicuramente alla portata delle ragazze che danno addirittura quel qualcosa in più alle volte. Sì, nel mondo dell'immaginario comune la meccatronica non è un mondo tipicamente femminile, in realtà abbiamo diverse ragazze che ci stanno dando grandissime soddisfazioni, in modo particolare nei campi della robotica, nei campi dell'automazione in cui devo dire sono molto brave. E per quanto riguarda invece i laboratori sicuramente all'avanguardia e questo è fondamentale. Sì, i laboratori sono una chiave importantissima perché si parla spesso di learning by doing, che è prima di tutto un approccio metodologico, ma sono i laboratori, gli equipaggiamenti che fanno la differenza e lì è importante avere le attrezzature di ultima generazione che poi viene effettivamente utilizzata nelle aziende. Un invito anche ai ragazzi e agli altri, a quelli che ci stanno pensando. Venite a trovarci, vedete cosa facciamo, vedete come lavoriamo, come facciamo lezione e come anche ci divertiamo nell'imparare a utilizzare le attrezzature che poi sono quelle utilizzate nelle aziende. Alison Lorandi è una delle ragazze che hanno frequentato il corso del MIZ e premiate oggi con la borsa di studio qui in Danieli, insomma l'importanza anche di frequentare questi corsi anche per aprirsi al mercato del lavoro. Sì, è un corso che ti dà la possibilità comunque di crescere, di entrare subito a contatto con le aziende e la parte specialmente di Learn by Doing ti dà la parte di pratica che effettivamente manca una volta usciti dalle superiori. Ecco, anche l'importanza di avere chi economicamente sostiene i giovani, in questo caso l'abbiamo visto, insomma la famiglia Danieli in modo particolare. Un ringraziamento alla famiglia Danieli, sono sempre comunque soldi che aiutano specialmente in questo periodo e da studenti fuori sede. Dove vieni? Da Bergamo. Quindi insomma... Sì, sono arrivata qua, ho passati 2 anni qua e... Resterai in Friuli o tornerai insomma, in Lombardia? Ho iniziato a lavorare in Danieli Automation, quindi rimarrò qua. Sì, adesso infatti. E la meccatronica abbiamo visto è sempre più alla portata delle ragazze, insomma sei una dimostrazione anche tu, insomma prende sempre più piede. Ecco, com'è il ruolo della donna in questo mondo che insomma si pensa maschile? È un ruolo ancora un po' difficile, più che altro per una mentalità che ci portiamo dietro da anni e anni di pura partecipazione maschile all'interno di acciaierie e determinate aziende, ma allo stesso tempo si sta un po' aprendo questo mondo e io per esempio ho avuto la fortuna di avere colleghi che sono sempre ben disposti, sono i primi ad aiutarti, ad ambientarti, quindi non è un mondo che deve spaventare come sembra che sia. Grazie. Simone Bacchiani, corso di meccatronica e robotica, un altro dei premiati dalle borse del MIZ di oggi, insomma una soddisfazione anche perché in un contesto sicuramente di elevata qualità economica internazionale. Certo, la soddisfazione c'è sia personale sia del collettivo, penso che anche l'ITS sia orgoglioso e fiero degli studenti, ma come dicevo anche personale, per me è un grande orgoglio sia aver ricevuto la borsa di studio sia aver potuto far parte della squadra di Danieli, in particolare Danieli Automation, e certo l'orgoglio non manca. Qual è stato il percorso sia di studi prima e di futuro lavoro poi? Io ho cominciato il mio percorso di studi a Magnani come aeronautica, dopo ho scelto appunto di venire qua al MIZ per l'opportunità che offriva e ho frequentato lo stage alla Danieli in cui mi sono trovato bene e offre molte possibilità.
la possibilità anche di mettere le mani già nelle attrezzature, no? È una cosa in più sicuramente che la scuola normale non dà, anche se il Malignani già sicuramente aveva dato una buona impostazione da questo punto di vista, però poi si arriva praticamente a fare un corso dove di fatto si lavora già. Beh, sicuramente è uno dei punti forti dell'ITS, è un punto di forti che mi ha fatto anche scegliere questo percorso invece dell'università. Appunto avere un'applicazione pratica e immediata sia a scuola ma anche una immediata introduzione nel mondo del lavoro è sicuramente un punto a favore che mi ha fatto scegliere questa scuola. Cristiano Chiarotto e Lorenzo Negrin, anche voi siete stati insomma, premiati oggi qui alla Danieli, insomma, qual è stato il tuo percorso di studi e poi insomma, di applicazione al MIZ? Il mio percorso di studi è partito dal Malignani, dove mi sono diplomato in costruzioni aeronautiche e successivamente ho scelto di iscrivermi all'ITS Malignani nell'ambito del corso robotica e meccatronica, in particolare quello dedicato all'additive manufacturing, che mi ha fatto sviluppare una serie di competenze tecniche molto ricercate sul mondo del lavoro, che sono poi riuscito a mettere in pratica durante il periodo di stage svolto presso la Danieli, in particolare Danieli Centro Recycling. Che cosa ti ha dato in più questo corso rispetto a quanto avevi imparato prima? Mi ha dato molte competenze sulla parte del disegno meccanico, dell'automazione industriale e anche riguardanti appunto il settore a cui è dedicato il corso, cioè la stampa 3D. Lorenzo, anche per te insomma, una soddisfazione sicuramente importante di aver ricevuto questa borsa e insomma, anche per te qual è stato il percorso insomma, che ti ha portato fino a qui oggi? Sì, allora simile a lui ho fatto anche il percorso al Malignani, solo di Servignano, elettronica e elettrotecnica, e poi adesso mi sono iscritto all'ITS nel corso sempre di meccatronica ma legato più alla smart automation, quindi un qualcosa più legato ad esempio alla programmazione, Industria 4.0. Sì, con il mio stage alla Danieli mi sono trovato ad affrontare un ambiente lavorativo che non avevo ancora mai visto il Covid, che alle superiori non avevamo avuto l'opportunità di farlo, quindi l'ITS mi ha dato questa opportunità che per esempio non andando all'università magari avrei avuto meno. Ecco, che cosa ti aspetti adesso diciamo anche dal mondo del lavoro? No, mi aspetto, cioè più che altro al momento non ho ancora con chiarezza proprio l'esatta mansione che voglio fare, però mi sono accorto che comunque lavorando lì in stage ci sono talmente tante cose nuove che puoi fare, scoprire eccetera, che a me basta intanto entrarci e poi pian piano capire cos'è che realmente mi piace a me fare. Perfetto. E con le voci del coordinatore del MIZ e dei ragazzi che sono stati premiati oggi qui a Butro si chiude questa puntata di Elettroshock. Grazie per averci seguito, grazie anche all'assistenza tecnica di Fabio Di Bernardo. L'appuntamento con Elettroshock è per mercoledì prossimo. Buona serata.